Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti, ben ritrovati e come sapete l'appuntamento con l'oroscopo va a segnare anche in questo lunedì l'inizio della settimana. E sì, si ricomincia, è tempo di farlo, ma noi ci prepariamo al meglio accompagnati dalle stelle di Radio.0 e da me, Maria, con tutte le novità di questo lunedì. E allora siamo pronti a partire a capire un po' come andrà questa giornata. Iniziamo dai nostri Ariete. Giornata piuttosto scorrevole e produttiva per voi. Un po' di stanchezza arriverà appena in serata, però grazie all'impegno riuscirete a concludere tutto quello che avete iniziato. Bene, altalenante l'equilibrio oggi, variabile l'umore, attenzione, sono le piccole grane quotidiane quelle che vi innervosiscono, voi cercate l'equilibrio. Toro, inseguendo la vostra idea di felicità potreste peccare un po' di egoismo o perdere occasioni speciali anche, abbiate fiducia nella vostra inventiva che vi aiuta sempre. Una nuova amicizia amorosa poi potrebbe darvi molto di più di una storia troppo regolamentata, in arrivo novità. Gemelli, pronti voi per questo lunedì? La vita di relazione vi impegnerà più del solito. Oggi dovreste curare la qualità dei rapporti e guardare i contrasti come stimoli per migliorare. Dovrebbero farlo tutti, ma voi un po' di più. Sensazioni intense arricchiscono seppur disordinatamente e voi lo sapete bene il quotidiano. Datevi tempo per elaborarle, ne avete bisogno. Cancro, il mattino a loro in bocca, queste le parole per iniziare la settimana, sfruttatelo per lavorare, per studiare, per concedere anche del tempo a voi stessi, semplicemente in seguito avrete soltanto voglia di riposare, ma siamo tutti d'accordo, con calma e pazienza potreste invece smantellare gli ostacoli pratici e le resistenze da parte del prossimo, datevi da fare per centrare l'obiettivo. Leone, siamo arrivati a voi, concreti e anche convincenti, bravi oggi, potete conquistare la vostra fetta di gloria, invece attenti a compravendite e spostamenti di proprietà che sono un po' più complicati, agite qui con calma. Il settore professionale oggi in primissimo piano, sullo sfondo la vita affettiva, forse un po' meno gratificante del solito. Vergine, risveglio fuori fase per voi per colpa della luna, ma in serata, questa sera, riacquisterete l'equilibrio e la lucidità che vi contraddistinguono e che vi consentiranno di vedere più chiara la situazione, come vorreste fare già ora, ma abbiate un po' di pazienza. L'amore invece vi sostiene in questo periodo, non lasciate che le beghe e i problemi pratici sottraggano forza alle emozioni perché non ce n'è bisogno. Tutto può essere trasformato, lo dite voi amici della bilancia, soprattutto quello che non va, e questo lo diciamo noi. Gli avvenimenti si susseguono freneticamente nella vita di tutti i giorni, naturale che facciate fatica a star loro dietro, vi capiamo. La vostra attività registra un fermo invece, che può essere anche positivo in un'ottica di revisione generale, quindi sfruttate il momento. Scorpione, oggi tutti attivi in campo pratico, qui potete concretizzare moltissimo, otterrete anche dei riscontri economici, ma è necessaria da parte vostra una riflessione sulle iniziative da prendere, dovete essere oggi molto concentrati. Le problematiche sentimentali, e qui parliamo di cuore, vanno presto risolte, anche per voi, ma dovrete accettare l'evidenza e rimboccarvi il cuore. Sagittario, scortata da Saturno e Nettuno, la vostra luna vi accompagna verso un lunedì un po' contraddittorio, un po' ambiguo, con attrazioni senza un dopo, senza un proseguimento ancora troppo impegnativo. Clima disinvolto e brillante invece per questo inizio settimana, attenendovi alle regole di semplicità e immediatezza, partirete anche oggi con il piede giusto. Capricorno, e a voi sono le sfide professionali a impegnarvi parecchio in questo inizio settimana, ma siete ben protetti dalle stelle sulla vostra testa e da chi apprezza il vostro operato. Sarà una fase faticosa ma vincente alla fine. L'ambiente invece è pieno di chiacchiere, a volte queste sono inutili, lo sappiamo, tirate dritti al vostro scopo, anche perché la felicità non è un'utopia, potete raggiungerla e anche velocemente. Acquario, la confusione in casa regna sovrana? Beh, dopo un fine settimana di calma e relax, ora per fare ordine e disciplinare i vostri pensieri avete proprio bisogno di comunicare, di confrontarvi con gli altri, magari anche di scrivere, vi aiuterà. Un viaggio poi vi attende per scambiare impressioni ed esperienze con chi preferite, muovendovi vi caricherete di nuove energie che vi saranno molto utili e prestissimo. E chiudiamo con i nostri pesci. I semi messi a dimora lavorano rimettendo in discussione il rapporto con la realtà pratica. È il momento in cui dovete iniziare a riguadagnare autostima e fiducia nelle vostre capacità, perché ne avrete bisogno. La vostra cassetta degli attrezzi per intraprendere, per partire in questa settimana contiene creatività, adattabilità, fortuna e buoni amici. Voi fatene buon uso. Ed è tutto quindi in quanto a consigli, curiosità, novità dalle nostre stelle. Il nostro oroscopo al momento si chiude qui e quindi è tempo dei saluti. Noi vi auguriamo una buona giornata, vi aspettiamo domani e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0